Bentornati a Cattoliche dintorni. Oggi parleremo di teatro con Maddalena Crippa. Francesca è andata nel suo camerino prima dello spettacolo Sinfonia d'autunno per farsi raccontare del suo rapporto con il teatro e per farsi dare alcuni consigli per chi vuole intraprendere la strada del palcoscenico. Siamo qui questa sera con Maddalena Crippa, uno dei volti più noti del teatro italiano. In Sinfonia d'autunno è Eva, la figlia, una delle due protagoniste, insieme a Rossella Falck. Buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo subito con la prima domanda. In che modo differiscono le protagoniste di allora, del 1978, rispetto a quelle di oggi? Cosa è cambiato nella messa in scena? Ma semplicemente, quelle, Liv Ullmann e Ingrid Bergman erano le protagoniste del film. Questo è uno spettacolo teatrale, per cui la differenza fondamentale è questa, diciamo. E poi in qualche modo noi abbiamo, perché nel film ci sarebbe un quarto personaggio, i personaggi sono tre, non sono solo la madre, la figlia, ma c'è anche il marito, Victor, e la sorella, Elena, che è fortemente malata, e allora nel nostro spettacolo viene citata ma non c'è fisicamente. Ecco, questa è, diciamo, una delle differenze. Essendo che questa è una trasmissione universitaria e la nostra università ha anche dei corsi di teatro e di spettacolo, comunque la domanda di rito è: che cosa significa recitare oggi, cosa vuol dire oggi per un ragazzo diventare attore, cosa consiglierebbe, insomma? Recitare secondo me è importantissimo sempre. Certo, oggi c'è una concorrenza, diciamo, sleale, no? Perché c'è la televisione, c'è questa facilità a diventare famosi con niente, con nessun sapere in qualche modo. Il teatro è altro, ecco, allora uno deve veramente chiedersi se ha voglia di fare enormi sacrifici per un ideale o come dire, una maniera, ripeto, di fare il teatro, quello con la T maiuscola, quello che è nato in Grecia per me, dunque che ha un senso per la società, e chiaramente è molto difficile, specialmente oggi, fare un teatro del genere, no? Perché è tutto invece buttato sul mordi e fuggi, sullo spettacolare, sul facile, sul triviale, sul volgare, sul comico, e dunque oggi più che mai ci vogliono veramente delle motivazioni forti, una grinta pazzesca, e appunto uno deve chiedersi veramente se ha voglia di, in qualche modo di intraprendere una strada così difficile. Ma io, siccome l'ho intrapresa, la faccio tuttora, e naturalmente credo che valga la pena, se no non la farei, non sarei qui, magari sarei da un'altra parte, ma invece credo che poi ognuno, ripeto, può fare qualcosa nel suo piccolo, cioè è inutile anche sempre lamentarsi e dire che il marcio sta sempre fuori, cioè bisogna cominciare, secondo me, a difendere l'arte, la bellezza, le cose che valgono, e questo ognuno lo può fare nel suo piccolo. Se tutti lo facessimo di più, forse riusciremmo anche ad ottenere qualcosa a livello generale. Penso che, ripeto, il teatro non morirà mai, perché è umano e non tecnologico. Grazie mille. Ciao. È stata rinnovata in questi giorni la Convenzione EULU 2007. Si tratta di un'intesa iniziata 10 anni fa fra l'Università Cattolica e l'Ente Universitario per la Lombardia Orientale, che mira a sostenere la ricerca presente in Università Cattolica. Vediamo il servizio. Compie 10 anni il sodalizio fra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Consorzio dell'EULO, ente universitario della Lombardia Orientale. Una collaborazione che nel corso di questi anni è stata via via potenziata e che ha permesso di promuovere e realizzare numerose iniziative. L'EULO ha incoraggiato la ricerca, agevolato il collegamento dell'università con le realtà culturali, economiche, sociali, produttive e sanitarie operanti sul territorio mediante progetti obiettivo, borse di studio e centri di ricerca.
Per l'anno 2007 l'Eulo ha stanziato alla sede di Brescia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore un contributo di 238.859 euro. Tale somma verrà impiegata in parte per finanziare i 5 centri di ricerca Eulo, il Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Emigrazione, il CIRMIB, il Centro Studi sull'Organizzazione Sanitaria, il CESOS, il Centro Studi sulla Storia degli Insediamenti Monastici Bresciani, il CESIMB e il Centro Studi per l'Educazione alla Legalità. Oltre a questi, l'Eulo sosterrà la ricerca di altre realtà presenti in Cattolica e finanzierà per l'anno 2007 7 assegni di ricerca annuali dell'importo di 18.667 euro. La firma ufficiale della convenzione è avvenuta mercoledì 6 febbraio alla presenza di Paolo Corsini e Saulo Maffezzoni, rispettivamente Presidente dell'Assemblea e Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Eulo. Entrambi hanno sottolineato il contributo della Cattolica alla crescita della città, passando in rassegna il lavoro svolto dei centri di ricerca anche grazie alla collaborazione dell'Eulo. A firmare per l'Università Cattolica Luigi Morgano, direttore di sede, il quale ha ringraziato l'Eulo per il sostegno dato all'Ateneo di Padre Gemelli, sottolineando il valore e l'importanza di questo sodalizio. Dottor Maffezzoni, l'Eulo rinnova per il 10° anno consecutivo un'intesa con l'Università Cattolica. Quali sono i principali filoni di ricerca finanziati nel corso di questi anni? Beh, innanzitutto finanziamo i centri di ricerca interuniversitaria condivisi con l'Università Cattolica e sono esattamente il Centro Studi Interuniversitario sull'Immigrazione in provincia di Brescia, con il quale abbiamo ottenuto 2 ottimi convegni. Il Centro Studi sull'Organizzazione Sanitaria, il Centro Studi sulla Storia degli Insediamenti Monastici Bresciani, pure con il quale abbiamo ottenuto ultimamente un convegno durato ben 4 giorni, il Centro Studi sul Turismo e il Centro Studi per l'Educazione alla Legalità. Lei sa inoltre che finanziamo anche ulteriormente la didattica, visto che c'è pure questa necessità. Questi 5 centri finanziati, però, l'Eulo sostiene anche altri archivi e enti presenti all'Università Cattolica? Sì, sostiene altri numerosi centri che abbiamo finanziato d'intesa con gli organi direttivi dell'Università Cattolica. Ad esempio il Centro di Linguistica, l'Archivio per la Storia dell'Educazione in Italia, l'Archivio Storico della Resistenza Bresciana dell'età contemporanea, l'importante Centro Studi sulla Famiglia, pure con il quale abbiamo ottenuto un bellissimo convegno, e altri, tipo il Centro Interuniversitario di Matematica, il Centro Ricerche per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia. A livello di Consiglio di amministrazione di ELO si vuole rivedere questa collaborazione fra le università? Si vuole rivedere per rafforzarla, quindi chiedendo ulteriori finanziamenti, come abbiamo fatto, anche se sarà difficile, e aprendo alla collaborazione del territorio e quindi delle varie realtà interessate alla ricerca proprio per rinforzare questa collaborazione e ottenere ulteriori finanziamenti. Ritorna l'Open Day Open Mind, la giornata di orientamento promossa dall'Università Cattolica che quest'anno si terrà il 22 febbraio. Ne parliamo fra poco con la dottoressa Anna Mostarda, responsabile del servizio orientamento. Il messaggio lanciato quest'anno attraverso le cartoline che avete distribuito nelle scuole recita: chi vuole esserci deve esserci. Sì, questo è un invito specifico agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, in realtà quarto e quinto anno delle scuole superiori. È un invito che abbiamo mandato appunto agli studenti e anche ai loro professori ma anche ai genitori, e diamo la possibilità di venire presso la nostra sede in via Trieste 17 a visitare la sede e assistere alla presentazione di tutti i corsi di laurea attivi presso l'Ateneo Bresciano. La giornata inizia alle ore 9:15 con l'apertura del punto informativo, dove gli studenti potranno ricevere tutte le informazioni riguardanti i servizi, le borse di studio, i collegi e altre agevolazioni previste. E poi a seguire dalle 9:30 inizieranno le presentazioni dei vari corsi di laurea. Oltre alla presentazione della facoltà, il programma cosa prevede? Vi è la possibilità per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta tramite una prenotazione telefonica qualche giorno prima, la possibilità di usufruire di un colloquio individuale di orientamento con un professionista, uno psicologo esperto nell'orientamento, e darà la possibilità agli studenti di conoscersi meglio, di conoscere le proprie attitudini, le proprie aspirazioni. Comunque si presenta come un elemento aggiuntivo che può dare un aiuto in più allo studente. Gli studenti che fossero interessati cosa devono fare?
Noi chiediamo gentilmente agli studenti di mandare una prenotazione o tramite una mail oppure telefonando al nostro ufficio. La mail è orientamento-bs@unicat.it oppure telefonando allo 030 2406 279, sia per la possibilità di assistere alla presentazione dei corsi, ma poi soprattutto per quanto riguarda il colloquio individuale d'orientamento. Dal corridoio Montini di via Trieste 17 è tutto anche per questa settimana. Vi do appuntamento alla prossima, il venerdì alle 20:30 su TT Teletutto e il sabato alle 13 su Brescia 3 Nord. Grazie per averci seguito.